Non solo Campo Santa Margherita, ma tutta l'area da San Pantalone alla Toletta sarà sottoposta all'ordinanza firmata pochi minuti fa dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e valida fino al 30 giugno. Le limitazioni già in vigore sono ancora più pesanti di quanto preannunciato nelle scorse settimane. Divieto di consumo di alcol e di somministrazione di alcol dalle 20 alle 06 del giorno successivo sul suolo pubblico, escluso i prati attici dei pubblici esercizi e un'area di un raggio di 5 metri dalla porta dei pubblici esercizi stessi. In tutta la zona è inoltre vietata la vendita e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro. Alcolici e contenitori di vetro anche chiusi non potranno neppure essere trasportati attraverso il campo senza un giustificato motivo. A sorvegliare sul rispetto dell'ordinanza sarà quotidianamente presente almeno una pattuglia della Polizia Municipale. Dovrebbe avere l'effetto di dissuadere i soggetti che vengono a consumare bevande alcoliche in campo, Santa Margherita, e che creano confusione e anche qualcosa un po' più di confusione abbiamo avuto negli ultimi tempi, accoltellamenti e cose di questo tipo. Chiunque si sentisse danneggiato dal provvedimento potrà presentare ricorso al TAR entro 60 giorni. L'ultima ordinanza antimovida della precedente giunta Orsoni era stata annullata dal Consiglio di Stato proprio in seguito a un ricorso degli esercenti.